Buongiorno, in diretta con Focus TG. Partiamo dallo spaventoso incendio che ha devastato un'azienda di Monticello Conte 8. Secondo i rilievi dell'ARPAV l'allarme inquinamento è rientrato. Andiamo subito da Daniele Garbin. Buongiorno, buongiorno direttore, buongiorno a te, buongiorno ai telespettatori. Siamo a Monticello Conte 8, proprio alle mie spalle l'azienda Laveco RSL, che è stata appunto oggetto del spaventoso incendio che veramente ha allarmato non solo Monticello ma tutta la zona circostante. Insomma, è stata un'impresa domare le fiamme, come potete vedere. Facciamo vedere proprio Francesca Pezzi in questo momento le immagini. Per fortuna di fiamme non ce ne sono più, solo che è stato un weekend veramente intenso per un po' tutti, dalle forze dell'ordine, polizia, vigili del fuoco e l'amministrazione comunale, con me appunto il sindaco Gilberta Pezzin. Ecco, buongiorno, com'è andata? Buongiorno. È stata una forte esperienza. Io sono intervenuta quasi subito perché ero proprio pronta per uscire di casa per andare a cena alla Sagra di Vigardolo, che è una frazione di Monticello, e quando ho visto la nuvola di fumo enorme, nerissima in cielo, e sono stata prontamente anche chiamata dai colleghi della giunta e sono quindi arrivata qui immediatamente. Diciamo, direttore, lo ricordiamo, è una ditta di solventi chimici e quindi l'incendio e la ricaduta proprio degli inquinanti che si producono era questa la cosa più preoccupante, perché la colonna di fumo che si è elevata subito per tanti chilometri di questa parte, proprio verso Cavazzale, insomma ha destato preoccupazione e già una prima rete di dati dell'ARPA, vero? Sì, per fortuna abbiamo dei risultati abbastanza tranquillizzanti, per quanto riguarda l'inquinamento dell'aria è minimo, è comune a questi casi di incendio. Attenzione sull'inquinamento delle acque di superficie, perché scorre vicino a questo edificio, a questa ditta, scorre un fossato, e le acque di scolo proprio derivanti dalle operazioni di spegnimento dell'incendio sono state subito controllate e prosciugato il corso d'acqua. Ecco, ricordiamo che questo sabato notte erano al lavoro una trentina di vigili del fuoco che proprio si sono prodigati con tutti i mezzi. Ne vediamo anche in questo momento i tecnici che si stanno anche accertando delle attuali condizioni degli ingegneri, perché non è finita anche se le fiamme sono state domate. Ecco, è stata un'opera importante anche perché c'era da tenere sotto controllo comunque la preoccupazione legittima dei cittadini. Voi vi siete preoccupati anche di non far scatenare il panico, diciamo. Certo, eravamo molto preoccupati delle conseguenze di questo incendio, ma soprattutto della salute dei cittadini. Abbiamo raccomandato attraverso i social, che sono i canali più immediati, di tenere chiuse le finestre, soprattutto nella frazione di Cavazzale e Monticello, perché la colonna di fumo si era diretta immediatamente in direzione nord-ovest. Eravamo preoccupati per questa sagra di Vigardolo che citavo prima, perché c'erano molte persone sedute che circolavano in questa festa. Vigardolo era assolutamente esclusa, siamo stati rassicurati subito dall'ARPAV e dal nostro vice sindaco, assessore all'ambiente Marco Rabito, che ci ha spiegato che la nuvola si stava dirigendo piuttosto verso Due Ville, verso altri comuni e soprattutto verso l'alto, perché le condizioni meteorologiche hanno anche favorito la dispersione, per fortuna, di questa nuvola. Con questa buona notizia intanto sappiamo che non è ancora definitivamente escluso, comunque teniamo aggiornati i cittadini anche con il sito dell'ARPAV. Come andremo, vero sindaco? Sì, con l'ARPAV siamo in costante contatto, abbiamo avuto i primi risultati ieri, domenica in mattinata, ma ce ne saranno altri nelle prossime ore. Ecco, allora con questo le auguriamo buon lavoro, sindaco. Grazie. Ecco. Ringrazio, se posso ringraziare i vigili del fuoco intervenuti prontamente e che hanno lavorato benissimo, in 2 ore hanno spento l'incendio, ma i carabinieri, la polizia municipale, la protezione civile e la giunta che era qua al completo.
Ecco, allora direttore, con questo poi aggiorneremo nei prossimi TG, noi ti restituiamo la linea allo studio. Grazie Daniele Garbini, a Francesca Pezzo per la parte tecnica, ovviamente alla sindaca di Monticello Conte Otto. Ci collegheremo più tardi, tra poco, con Valentina Visentin d'Abano Terme per il femminicidio di Nicoletta Rotano. Era una donna che si pensava, vediamo il titolo del Fatto Quotidiano, perché ne stanno parlando anche i giornali nazionali, si pensava che fosse stata uccisa da un malore, anzi si era pensato ad un suicidio in realtà, e poi si è scoperto che invece sarebbe stato il marito ad averla uccisa. Lei ha registrato con il suo cellulare questo ultimo calvario dove diceva: ti prego Eric, smettila, e poi un urlo strozzato, una registrazione che, come ci dirà Valentina Visentin, ha inchiodato il suo killer. Restiamo però nel Vicentino, dopo Monticello Conte Otto andiamo a Vicenza. Un episodio di violenza stanotte si sarebbe verificato in zona Santi Felice Fortunato. Al culmine di una probabile rissa, un uomo sarebbe rimasto ferito ad una gamba, sembra da una coltellata. Ad intervenire i sanitari e la polizia per far luce sull'accaduto e per capire quante persone siano state coinvolte nell'episodio. Zona non nuova ad episodi simili in cui recentemente i commercianti, proprio per chiedere maggiori controlli e sicurezza, hanno incontrato il questore. E sempre a Vicenza hanno lavorato fino a dopo le 21 i pompieri per tagliare e rimuovere un albero che era precipitato a terra, nessun ferito fortunatamente. Paura per i residenti di via Petrarca in città per l'improvvisa caduta di un albero che, dopo aver colpito i fili elettrici, è stramazzato al suolo. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta. È accaduto nel tardo pomeriggio di ieri. Solo dopo le 21 i vigili del fuoco e i tecnici dell'energia elettrica hanno messo in sicurezza l'area, rimuovendo il grande albero che si era sradicato. Adesso tra poco andremo da Ilaria Marchiori per un aereo che è precipitato, un ultraleggero, è morto un imprenditore, Nicola Baso. Sentiremo Ilaria Marchiori tra pochissimo. Intanto andiamo a Padova per un'ennesima truffa telefonica. Una 34enne si è vista svuotare il conto per circa 36.000 euro. Questa volta però c'è un lieto fine. Sentiamo com'è finita questa vicenda, ormai non più così insolita. Vediamo. La dinamica risulta essere sempre la stessa, ovvero il malcapitato riceve un SMS piuttosto che una telefonata da un finto operatore tramite un numero di telefono fisso fasullo, che potrebbe sembrare quello del vostro istituto bancario, o tramite un numero di telefono mobile. L'operatore, una volta risposto al telefono, richiede dati personali, dati sensibili, credenziali d'accesso al conto corrente, nonché cambiamento di PIN e di password per accedere al conto. Quello che è accaduto a una 34enne veneziana, dal cui conto sono stati sottratti 36.000 euro, ma che grazie alla conciliazione di Adiconsum è riuscita a recuperare in gran parte, ottenendone circa 27.000. Ha ricevuto una telefonata con la quale si chiedeva di cooperare involontariamente in azioni all'interno del proprio conto corrente. 100 operazioni nell'arco di 8 giorni, per cui un ingente numero di operazioni che hanno portato così allo svuotamento quasi totale del conto per oltre 36.000 euro. L'attenzione deve essere massima. Ricordate una cosa, il vostro istituto bancario non vi telefonerà mai tramite un numero fisso o comunque tramite il cellulare, nonché invierà mai un SMS per la richiesta di cambiamento di password, di credenziali, piuttosto che per la richiesta di dati personali. Rivolgetevi alle forze dell'ordine, rivolgetevi all'associazione. Nell'eventualità dovessero capitarvi telefonate o comunque ricevere degli SMS o dei link ai quali cliccare, ricordate che sono link ed SMS falsi, fate sempre molta attenzione. Andiamo in diretta a Campolongo Maggiore, dove c'è Ilaria Marchiori, perché è precipitato un ultraleggero ed è morto un imprenditore, Nicola Baso, esponente di Fratelli d'Italia. A te Ilaria.
Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo proprio a poche centinaia di metri dalla scuola di volo Pegaso di Campolongo Maggiore, dove ieri pomeriggio appunto Nicola Baso sarebbe dovuto rientrare, cosa che invece non è accaduta perché il suo, l'ultraleggero su cui stava volando è precipitato su un campo di soia proprio poco distante. Per Baso non c'è stato nulla da fare, mentre la donna che era con lui è rimasta gravemente ferita con fratture al costato e alle gambe. È stata ricoverata d'urgenza nell'ospedale di Padova, dove è stata portata con l'elisoccorso, però non sarebbe in pericolo di vita. Fondamentale sarà proprio la sua testimonianza, perché racconterà quelli che sono stati gli ultimi secondi a bordo dell'ultraleggero prima di precipitare. Alcune cose è già riuscita a dirle, ad esempio il fatto che Baso avesse imprecato proprio pochi secondi prima di precipitare, segno evidente che c'era qualcosa che non andava. Naturalmente ora l'ultraleggero nei prossimi giorni sarà ispezionato accuratamente dai tecnici specializzati per capire che cosa sia accaduto, cosa non sia andato. Dalla scuola di volo nessuno vuole rilasciare dichiarazioni, e mentre è arrivata una dichiarazione da parte del sindaco di Campolongo proprio nelle ore scorse, in cui si diceva vicino alla famiglia. Non era la prima volta che Baso viaggiava su un ultraleggero, era un pilota molto esperto e ha fatto centinaia di voli a bordo di ultraleggeri ed era iscritto anche da parecchio tempo in questa scuola di volo, quindi non si capisce che cosa possa essere accaduto. Secondo un testimone che viveva proprio poco distante dal campo di soia in cui è precipitato l'ultraleggero, sembra che in qualche modo l'ultraleggero si sia spento in volo per poi ovviamente precipitare. I motivi di questo saranno appunto al vaglio dei tecnici. Potrebbe trattarsi di qualcosa nel carburante oppure di un guasto meccanico, ma ovviamente lo stabiliranno solo nei prossimi giorni, così come nei prossimi giorni sarà anche ispezionato il corpo di Baso per capire effettivamente che cosa poi sia accaduto in quei secondi. E ripetiamo, fondamentale la testimonianza della donna che era a bordo del velivolo insieme a lui. Sentiamo però in questo servizio chi era Nicola Baso, imprenditore padovano. Io qui da Campolongo Maggiore restituisco la linea allo studio. Soprattutto un amico, ma la cosa che più... ieri ha avuto la notizia mi ha lasciato incredulo. Sono cose che quando le senti o ti vengono dette resta sempre quell'incredulità e quella meraviglia. Tra l'altro una persona così attenta ai dettagli, minuziosa nel proprio lavoro e minuziosa in tutte le attività sportive e gli hobby che aveva. Sono rimasto veramente basito. È ancora sbigottito Stefano Grigoletto, ex assessore comunale a Padova e amico di Nicola Baso, il sessantenne che ha perso la vita nello schianto del suo ultraleggero in provincia di Venezia. Una persona attiva, appassionata e soprattutto meticolosa. Uomo dalle molte passioni, Baso imprenditore nell'azienda di famiglia a Bovolenta. Generosa, attenta, simpatica, disponibile. Quando faceva una cosa aveva quasi un che del maniacale nel portarla a termine per farla al meglio possibile. Un ottimo amministratore dell'azienda di famiglia, ripeto, ci mancherà. Nicola Baso era stato anche candidato con Fratelli d'Italia alle elezioni comunali del 2022, come ricorda Elena Cappellini, che di Baso era amica di lunga data. Baso avrebbe compiuto 61 anni. I primi giorni di settembre lascia 2 figli chiusi nel dolore per la perdita del padre, che è stato un faro nella loro vita. Molte le passioni di Nicola Baso, su tutte il volo che praticava da tantissimi anni. È uno dei pochi che aveva avuto anche il brevetto di pilota di linea
non solo un brevetto anche molto complicato e molto come posso dire, dove c'è uno studio a monte non da poco, quindi era più che un pilota esperto. Oggi in regia Andrea Basso e Tommaso Migotta. Vediamo un titolo dell'Arena di Verona, ancora risse, una lite che degenera, un giovane ferito gravemente alle golosine, un ennesimo episodio di violenza in un bar del quartiere. I turisti cafoni, 2 turisti probabilmente nord europei, si sono tuffati ieri pomeriggio dal ponte di Porta Cittadella a Castelfranco, nelle fosse che circondano il castello, oltre alla maleducazione anche la pericolosità del gesto che verrà perseguito dall'amministrazione locale. Attention! Pay attention, Pentagon! Mouse, big mouse! Questo qua ha appena fatto il bagno sulle fosse. Ma guardati, come ti fai? 2 turisti, probabilmente del nord Europa, hanno pensato bene l'altro giorno di rinfrescarsi dalla calura tuffandosi nelle acque del fossato che circonda il castello di Castelfranco, all'altezza di Porta Cittadella, buttandosi dal ponte. Erano circa le 14 e la bravata è stata filmata dalle 2 amiche che erano con loro, oltre ad alcuni passanti che hanno immediatamente fatto il giro del web. Un episodio che lascia sconcertati, sia per la maleducazione sia per la pericolosità. Qui c'è stata un'azione di 2, mi dicono essere stranieri, adesso verificheremo, che è tendente solo a mettersi in mostra, senza considerare il pericolo che hanno corso e il danno d'immagine anche alla città, perché non è bello sicuramente vedere dei turisti che fanno girare un video solo per trovare forse un po' di ristoro rispetto alla canicola, ma non si fa così. E io l'invito che faccio è quello di considerare sempre quando si fanno queste azioni, perché qui l'acqua è 50 centimetri e mettono in mente coloro che si tuffano dai pontili di Jesolo. Se hanno bisogno di trovare ristoro, che vadano al mare e trovano sicuramente sicurezza e anche ristoro. Episodio che non passerà sotto silenzio. Attiveremo delle indagini assieme alle forze dell'ordine e alla polizia locale per capire se siamo in grado di risalire alle identità di questi 2 personaggi e poi laddove riuscissimo, insomma, pagheranno il dazio che devono pagare. Una delle persone che ha girato i video è Alessandro Bonin, che ha tentato di farli desistere ma senza successo. Sicuramente non erano a conoscenza magari dei divieti di balneazione, ma più che altro di eventuali, diciamo, materiali nel fondo del fossato, oltre che per l'aspetto sanitario. Suppongo sia una pratica che si usa molto in altre zone d'Europa. Mi è capitato di essere in Germania e vedere proprio i fiumi invasi da ragazzi, da giovani proprio che si tuffano per rinfrescarsi. Anche in città? Anche in città, in centro a Monaco di Baviera. Episodio comunque non nuovo per la città. Lo scorso anno, il 29 luglio, 3 svizzeri ubriachi avevano compiuto la stessa goliardata dopo una notte brava. I sorsi. Servizio di Elena Dal Forno. Vediamo i titoli del Corriere del Veneto. Con Anna Maria Henao, l'ereditiera scomparsa, potrebbero riprendere le ricerche nei boschi del Vicentino. Il marito avrebbe detto che il corpo sarebbe stato nascosto in queste zone, in particolare a Cogolo del Cengio. Vediamo, poi abbiamo già detto a Nicoletta Rotaru le ultime parole registrate dal cellulare. Eric, ti prego, smettila, ne parleremo tra poco con Valentina Visentini in diretta da Abano Terme. Campolongo Maggiore, la morte dell'imprenditore Nicola Baso, è rimasta ferita gravemente la passeggera. Oro, quotazione da record, apprensione a Vicenza e lo strano boom dell'export in Turchia. E poi il rapimento della Madonnina in vetta. Lottiamo per una montagna pulita. Zaia che dice: identificate questi vandali. La vicenda di Alex Marangon, il giovane trovato morto sul Piave dopo aver partecipato ad un rito sciamanico nell'abbazia di Vidor. Le lettere anonime recapitate in comune a Marcon sono state messe a disposizione
degli inquirenti. Insieme alla famiglia continuiamo a chiedere la verità, dice il sindaco che abbiamo intervistato. L'unico appello e il grande appello che continuo e assieme alla famiglia vogliamo lanciare è quello costante della ricerca della verità, di trovare una volta per tutte delle responsabilità su quella che sia stata la morte di Alex e per dare ovviamente la giustizia ad Alex e a tutta la sua famiglia e ai cari che lo hanno visto mancare. Da Marcon arriva l'ennesimo appello a fare chiarezza sulla morte di Alex Marangon, trovato senza vita su un isolotto nel Piave a inizio luglio, 2 giorni dopo il rito sciamanico al quale il 25enne aveva preso parte all'abbazia di Vidor. Sullo sfondo ancora tanti troppi interrogativi e quelle lettere senza un chiaro mittente giunte anche recentemente in comune. Sono arrivate 2 lettere anonime negli ultimi 15 giorni alla mia attenzione e all'attenzione della polizia locale di Marcon. Cosa emerge da queste lettere? Emerge che ci sono numerose considerazioni. Il sottoscritto non rivelerò quello che c'è scritto in queste lettere perché, come ben sapete, c'è un'indagine in corso. Considerazioni che però sarebbero circostanziate. Lo stesso sindaco ha condiviso gli scritti con gli inquirenti e l'avvocato della famiglia. Tutto è in mano attualmente dell'avvocato Stefano Tigani, che è una persona di grande responsabilità, un grande professionista. Assieme all'Associazione Penelope stanno facendo un gran lavoro alla ricerca della verità e alla procura che appunto verificherà se le considerazioni e quanto detto in queste lettere può corrispondere al vero. Certo, l'anonimato non aiuta. Lo stesso papà di Alex, Luca, è tornato a chiedere di farsi avanti. Se volete davvero aiutarci, andate dai carabinieri, basta nascondersi. Il suo messaggio a quasi 2 mesi dalla tragica fine del figlio, con la procura di Treviso che continua a indagare sull'ipotesi dell'omicidio. Servizio di Christian Arboit. L'altra sera a Focus abbiamo parlato del giallo che ha riguardato l'ex senatore della Democrazia Cristiana Antonio Bisaglia, che era morto in mare a Santa Margherita Ligure una quarantina d'anni fa. L'inchiesta era stata archiviata, ma un ex democristiano del calibro di Settimo Gottardo ha detto a Focus Bisaglia è stato ucciso. Si sapeva che Bisaglia non sapeva nuotare, questo era noto a tutti, anche a me, tutti, molti, già allora avevano detto sì, certo, c'è stato un colpo di testa. Un dibattito che dura da 40 anni esatti, perché se è vero che la versione ufficiale della morte dello storico esponente della DC Veneta Antonio Bisaglia, confermata dalla giustizia, è sempre stata quella di una caduta fatale, è altrettanto vero che fin da allora la schiera di chi credeva in qualcosa di diverso, addirittura l'omicidio, si è allargata a macchia d'olio. Soprattutto dopo la morte altrettanto inquietante del fratello di Bisaglia, Monsignor Mario Bisaglia, ritrovato cadavere 8 anni dopo, nel 1992, nel lago di Centrocadore. La tragedia in acqua, come Antonio, caduto in mare a causa di un'onda anomala dal panfilo Rosalù, al largo della costa del Golfo Ligure, il 24 giugno 1984, sull'imbarcazione di proprietà della moglie Romilde Bollati di Saint-Pierre, sposata l'anno prima. A Focus, Settimo Gottardo, altro storico esponente della DC, ex sindaco di Padova, uno che Bisaglia lo conosceva molto bene, torna a parlare con forza dell'ipotesi che ha sempre creduto concreta nel profondo. Quella ferita lacero contusa alla testa che sembrava incompatibile con l'urto sulla battagliola, la ringhiera del panfilo, e più simile al colpo di una catena, è il fatto che fin da subito in molti parlarono proprio di un colpo in testa. E siccome nessuno riusciva a giustificare questo colpo in testa, sapete la versione che mi hanno dato all'epoca, quando anch'io la sostenevo? Sì, forse lui è sceso giù dentro la stiva della nave, ha trovato che forse c'era stato un tradimento della moglie con qualche marinaio. Però questa versione sudicia è impropria, è falsa, è chiaro che stava nascosto il dato che qualcuno gli aveva dato un botte in testa, e gli ha dato la botte in testa perché lui aveva scoperto un eventuale, improbabile, impossibile tradimento matrimoniale. Insomma, per Gottardo il fatto che si cercasse di gettare fango sulla coppia inventando un falso movente dimostra come ci fosse l'imbarazzo di dover giustificare quanto avvenuto.
Nessuna autopsia sul corpo, altro elemento che ha alimentato le teorie negli anni. E ancora, Gottardo fu uno degli esponenti di C chiamato a presenziare come guardia d'onore ai funerali di quello che era il presidente del gruppo parlamentare democristiano in Senato. Guardando quella cassa, me lo ricordo come fosse adesso, era una cassa dentro la quale ci sarei stato a fatica io. Ma Bisaglia era esattamente il doppio di me. Io pesavo allora poco più di 45-48 kg. Bisaglia era sui 90 kg, ero un omone. E in quella cassa lì non poteva starci, non ci stavo io. Tanto più se anche annegato. Io ho visto purtroppo nella mia vita anche corpi di annegati, questi si gonfiano ancora di più, non si restringono. Quindi lì non c'è ombra per me di dubbio. La storia ufficiale non ha mai avuto dubbi. Antonio Bisaglia è morto per una disgrazia e come tale la verità è questa. Ma per Gottardo resterà una vicenda aperta. È una storia giallo-nazale che fa parte dei tanti misteri di questa Repubblica. Servizio di Nicola Zanetti, e dai gialli di 40 anni fa passiamo invece ai vandali dei giorni d'oggi. Nemmeno le biblioteche si sottraggono alla loro furia. Andiamo a Romano Dezzellino da Mirko Cavallin. Buongiorno direttore, bentrovati con Alessandro Costacurta alla parte tecnica. Io sono all'ingresso della Biblioteca Civica di Romano Dezzellino e qui ci sarebbe, almeno c'era fino a qualche giorno fa, la targa che diceva appunto Biblioteca Comunale con lo stemma del Comune. Qui sono rimasti gli orari, una biblioteca molto apprezzata che da un paio d'anni si trova in questa sede. Chiediamo che cosa è successo all'assessore alla cultura Franca Meneghetti. Come ve ne siete accorti? All'apertura mattutina appunto di qualche giorno fa un nostro bibliotecario ha constatato la mancanza, l'asportazione di questa targa identificativa di questo luogo. Tra l'altro è un lavoro molto accurato perché qui ci sono dei fisher, quindi hanno proprio svitato accuratamente le viti e portandosi via chissà perché poi questa targa. Sì, il fatto infatti che siamo qua da poco tempo, da qualche anno, per fortuna insomma non abbiamo ancora segni di cedimento e questa targa era ben fissa, ben collocata nel suo posto e non presentava nessun appunto segno di cedimento. Il motivo per cui possa essere stato fatto questo gesto veramente non ha una risposta. Abbiamo tentato di darcele, possono essere molteplici, da un atto vandalico, di una bravata, che insomma ormai vogliamo dire che siamo anche stanchi di queste cose, quindi chiediamo anche aiuto a chi potrebbe aver visto quello che è successo, perché non siamo più disposti a tollerare questo tipo appunto di atti vandalici. Novembre scorso atti vandalici nel cortile della scuola con i bidoni dei rifiuti rovesciati, qualche episodio alcuni giorni fa in zona Colle Dante, però in quei casi i responsabili sono stati trovati. Qui facciamo un invito diciamo a costituirsi, diciamo così. Sì, confermo che i responsabili degli atti vandalici passati sono stati trovati. Abbiamo con loro fatto e con le loro famiglie una discussione, una riflessione che speriamo possa essere di lezione non solo per loro, speravamo, ma anche per altri, ma ahimè sembra non sia così. L'invito è che chi ha fatto questo gesto ignobile possa scavare dentro se stesso, sicuramente nel più profondo troverà una parte di pentimento per poter invitarlo a lasciare nel box qui vicino dedicato alla raccolta, al reso dei libri presi in prestito dalla biblioteca, anche di questa targa. Ci impegneremo noi a farla ritornare al proprio posto. Ecco, questa che state vedendo è proprio la cassetta nella quale si possono al mattino, al pomeriggio restituire i libri presi in prestito anche senza entrare. Quindi qui davvero è garantito l'anonimato, ma magari se uscisse il nome non sarebbe male. Certo, allora se tornasse la targa noi saremmo ben contenti. Il box è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, quindi uno può venire qua quando vuole. Se poi uscirà anche il nome con un gesto appunto di ulteriore pentimento, ne saremo ben grati. Franca Meneghetti, assessore alla cultura, grazie per l'intervento. Da Romano Dezzellino è tutto, a te direttore. Grazie a Mirko Cavallini e Alessandro Costacurta per la parte tecnica. Andiamo a Padova dove nel fine settimana i consueti controlli antidroga della Questura
hanno portato a 5 arresti. Tra gli arrestati anche una richiedente protezione internazionale bloccata a bordo di un taxi abusivo con 3,5 etti di eroina. Ai poliziotti che l'hanno controllata mentre viaggiava in un taxi abusivo in zona stazione a Padova trovando 3 etti di eroina, ha detto di essere incinta e richiedente protezione internazionale. La gravidanza però è risultata essere solo una bugia e così la donna straniera è stata arrestata. Con sé aveva 30 ovuli di droga e un biglietto di andata e ritorno per Bergamo. La donna è stata arrestata durante i controlli antidroga della polizia che si è concentrata in questo fine settimana nelle vie vicine alla stazione di Padova, dove i fenomeni di spaccio e consumo di droga in strada avvengono sotto la luce del sole. Un altro straniero infatti è stato arrestato in via Liberi all'angolo di via Borgomagno. Gli agenti lo hanno sorpreso con 15 grammi di cocaina in pietra. Un terzo arresto invece è avvenuto in via Codalunga, dove è stato bloccato un padovano residente in provincia fermato qualche giorno fa vicino delle Fioriere dove era nascosta della chetamina. Questa volta aveva 15 grammi di cocaina. L'uomo ha reagito con violenza ferendo un poliziotto. Un altro agente è stato picchiato da un acquirente di droga. Fermato in via Avanzo, il ragazzo ha spinto il poliziotto contro un'auto provocando numerose contusioni, poi è stato bloccato. Il pusher irregolare ha finto di essere minorenne ma è stato arrestato ed espulso. Gli interventi si sono conclusi con l'arresto di uno straniero richiedente protezione internazionale con precedenti per spaccio. Residenti e commercianti avevano segnalato ai poliziotti una sospetta attività di spaccio in piazzale Cuoco. Lo straniero è stato sorpreso proprio lì mentre cedeva della cocaina. Ancora incidenti stradali, un 49enne morto, le 2 figlie minorenni, una 14 anni è grave ma se la caverà e la moglie ferite. L'auto a bordo della quale viaggiava la famiglia di Occhiobello è uscita di strada sulla provinciale 54 che collega la statale Romea al lido di Volano a Pomposa nel Ferrarese. Niente da fare per il conducente, l'imprenditore Giancarlo Barufaldi, padre di famiglia, morto in ambulanza mentre i soccorritori hanno estratto le 2 ragazze di 14 e 17 anni. La più piccola, una volta stabilizzata, è stata portata all'ospedale Bufalini di Cesena in condizioni serie. La sorella è stata portata in condizioni di media gravità all'ospedale Ferrarese di Cona con la madre. Al vaglio della polizia stradale le ragioni dell'uscita di strada, la BMW ha sbandato in una curva per poi finire nella scarpata della opposta direttrice di marcia. Vediamo le predazioni dei lupi. Questa volta è stata colpita una malga di Rubbio. Dal Monte Corno alla Valbella di Gallio, da Caltrano a Rubbio non c'è pace in altopiano, dove le malghe sono sotto assedio. I branchi di lupi che si spartiscono la montagna vicentina sono arrivati anche sulla spalla est del comprensorio, da dove si domina la Val Brenta. Qui, nella valle che ospita alcune malghe a ridosso del Monte Caina e dei Trinceroni di Campolongo, nelle scorse ore sono state predate 2 vacche. Gli animali sono stati trovati dai proprietari ormai straziati e privi di vita e ai malgari non è rimasto che raccoglierne i resti e segnalare l'ennesimo attacco alle autorità competenti. Solo qualche giorno fa i lupi avevano ucciso il 6º animale nella stessa malga in Vallastaro, a una manciata di chilometri in linea d'aria dalla zona dell'ultima predazione. Potrebbe trattarsi dello stesso branco, secondo gli addetti ai lavori. E sempre negli giorni scorsi a Gallio era stata uccisa la 6ª vacca di un allevamento della zona, con un numero di attacchi che ormai ogni settimana supera le 10 unità. L'altopiano ha più volte chiesto aiuto e il settore agricolo si trova tutti i giorni a fare i conti con una situazione diventata insostenibile. Si propongono anche le pallottole di gomma per allontanare i lupi. È scettico il sindaco di Asiago in altopiano, dice sarebbe impossibile da attuare. Il nostro è l'alpeggio più vasto d'Europa, quindi trovo veramente difficile poter perseguire l'obiettivo del contenimento del lupo attraverso l'utilizzo di pallottole di gomma. Non vorremmo mai che venisse utilizzato in una chiave propagandistica, cioè questo strumento dell'utilizzo delle pallottole, perché noi abbiamo bisogno di risoluzioni realistiche dei problemi e non di slogan o di soluzioni che possono essere dimostrativi di un impegno amministrativo o politico che non è di fatto risolutivo delle problematiche nei nostri
allevatori. Non usa mezzi termini Roberto Rigonisterni, il sindaco di Asiago, nel commentare la sperimentazione avviata a Torre Belvicino e Arsiero dell'utilizzo di pallottole di gomma per allontanare i lupi dalle zone predate. Da troppo si sta parlando di continue predazioni, infatti da troppo si sta riportando anche nei nostri TG l'esasperazione dei malghesi. Serve, precisa il primo cittadino, una risposta certa dalle istituzioni. A dire il vero siamo anche un po' rassegnati, anche se di fronte al Ministro abbiamo messo in evidenza queste gravissime problematiche che stanno vivendo i nostri allevatori e il nostro territorio di riflesso. Devo dire che gli strumenti che sono messi in campo, secondo il nostro punto di vista, non sono sufficienti né soddisfacenti, ma neppure il Ministro ha dato una risposta chiara verso la risoluzione di questo problema, demandando una definizione precisa agli organismi europei. Quindi qua bisogna sedersi ai tavoli dell'Europa per poter arrivare ad una degradazione, ad una declassificazione di questo animale, come dicevo, da superprotetto a protetto, per poter effettivamente avviare tutte quelle procedure che sono fondamentali per poterlo rendere meno invasivo rispetto alle nostre aree. Trovo difficile poter gestire questo animale stabilendo che solo la Polizia Provinciale possa utilizzare questi pallini di gomma in un territorio che consta di migliaia di ettari come quello del nostro altopiano, e quindi staremo a vedere come andrà questa sperimentazione nei due comuni nella quale verrà attuata. Sindaco Roberto Rigonisterni, intervistato da Vanessa Banzato. Adesso andiamo a Vicenza. Luisa Bertini ci racconta dell'emergenza cinghiali. In questa zona qua, che è molto bella dal punto di vista paesaggistico, ma purtroppo sono rimasto praticamente l'unico che ancora coltiva questi terreni, perché il problema dei cinghiali è veramente diventato di una dimensione fuori controllo. Siamo ad Altavilla Vicentina, ai piedi dei Colli Berici, e questa è una delle voci del mondo dell'agricoltura che ci racconta come il passaggio dei cinghiali rischi di vanificare il lavoro di molti agricoltori che rilevano danni ingenti alle colture e di conseguenza perdite economiche, al punto che alcuni rinunciano a coltivare. Questi animali nelle varie colture, nelle varie periodi dell'anno, quando un po' prima della raccolta, quindi sentono i frutti maturi eccetera, loro entrano e si nutrono di questi prodotti. Si nutrono e più rovinano, quindi come nel mio caso anche l'anno scorso in questo vigneto il danno è stato del 100%, non ho raccolto nulla. Per questo vigneto le prospettive non sono assolutamente buone, perché ovviamente il danno già adesso siamo ben sopra il 50% di perdita del prodotto, saremo anche a un 70% e alla vendemmia mancano 15 giorni, quindi la vedo dura. Ma ad essere messe a dura prova anche altre colture, fattore che spinge gli agricoltori a trovare soluzioni alternative. Il mais in questa zona è assolutamente off limits, perché ovviamente appena comincia a crescere viene immediatamente attaccato dai cinghiali, non un cinghiale, sono branchi molto numerosi, sono 10-15 cinghiali alla volta e nel giro di pochi giorni ti devastano ettari di mais, quindi qui in questa zona non lo coltiva più nessuno. Io sono passato una parte dei terreni a erbaggio, erba medica, perché ovviamente nell'erba medica che viene sfalciata più volte all'anno il danno è più contenuto. Situazione attenzionata da più fronti, ma per la quale viene chiesto un sostegno da parte delle istituzioni. Attenzione, dei ristori accettabili, che non siano simbolici, ovviamente, e in tempi accettabili, no dopo 2 anni, dopo 3 anni, perché ovviamente noi i costi e le spese li abbiamo subito. Controllo dei cinghiali nel Vicentino che è stato potenziato. I numeri forniti dalla Polizia Provinciale di Vicenza sottolineano come da gennaio a luglio si siano contate 8.804 uscite e 1.057 abbattimenti. Una notizia dal giornale del Corriere delle Alpi: mamma Alessia muore a 38 anni durante le vacanze in Albania. Alessia Vidotto, originaria di Sedico e ora residente a Belluno, lascia il compagno e il figlio, è stata stroncata da una improvvisa miocardite. I familiari dicono: cresceremo il suo bambino con amore. Un altro lutto riportato dalla prima pagina del Corriere delle Alpi. Vediamo la politica. L'autonomia differenziata sarà uno dei temi centrali della festa democratica organizzata dal PD trevigiano, che per 6 giorni, dal 3 all'8 settembre, porterà in città
i big della politica nazionale, da Eli Schlein a Vincenzo De Luca, da Stefano Bonaccini alla trevigiana Rachele Scarpa. Il Partito Democratico fa sul serio e, forte dei risultati delle europee che lo hanno messo in testa alle preferenze politiche dei trevigiani, rafforza la presenza sul territorio con la festa democratica in partenza il 3 settembre e comincia a pensare anche ad un sindaco donna da presentare in tempo utile per sfidare la Lega alle amministrative del 2028 o prima se Mario Conte andrà in regione. In Prato della Fiera fino all'8 settembre, insieme ai big della politica nazionale, non mancheranno dibattiti sul premierato, su sanità e parchi pubblici, sulla valorizzazione delle donne e i giovani, ma soprattutto sull'autonomia differenziata. La raccolta firme contro la legge Calderoli resta uno dei temi cruciali dei militanti e sarà possibile durante tutta la festa. Noi siamo contrari a questa proposta di autonomia differenziata, non perché siamo contro all'autonomia in sé, ma perché questa proposta divide il paese, aumenta la burocrazia per i cittadini e le imprese che si troveranno con materie come le politiche dei trasporti, le politiche dell'energia divise in 20 proposte, una per regione. È un'idea, una riforma che complicherà la vita degli imprenditori e dei cittadini e da questo punto di vista ne parleremo anche in maniera un po' provocatoria con Vincenzo De Luca alla festa democratica del PD. Spacca l'Italia perché in realtà l'Italia è una sola, non può essere divisa in questa fase qui, soprattutto con un deficit di 3.000 miliardi, diciamo. Ma anche sul dibattito sulla cittadinanza si ragionerà sulle proposte che il PD, favorevole allo Ius Scholae, presenterà in Consiglio Comunale. In coordinamento con il sindaco di Vicenza, il sindaco di Padova e il sindaco di Verona, che stanno già presentando delle mozioni nei loro consigli comunali, anche a Treviso presenteremo una mozione che riguarda appunto il sostegno a questa proposta di legge. Pensiamo che si potrebbe cominciare con lo Ius Scholae, che dà, maggiori garanzie di acclimatamento nell'ambiente istituzionale e culturale italiano. Credo che bisogna dare ai giovani luoghi in cui incontrarsi, formarsi, socializzare, perché credo che molto della microdelinquenza nasca da disagi personali. Torniamo ai furti nelle abitazioni, questa volta nell'abitazione della sindaca di Vittorio Veneto, la sindaca Balliana. Sentiamo cosa è successo in diretta da Lucio Zanato. A te, Lucio. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Siamo a Vittorio Veneto, siamo in municipio. Giovedì scorso lo eravamo per sempre problemi di sicurezza, motivi di sicurezza. L'altra volta parlavamo di concorso di vigili urbani che veniva aperto perché non c'era gente che veniva a concorrere, invece adesso siamo tornati sempre per parlare di sicurezza, ma perché, Sindaco, le sono arrivati in casa sabato notte. Sì, sabato notte abbiamo avuto la visita dei ladri a casa nostra. Io abito ancora con mia mamma che ha 87 anni e quindi insomma sto con lei anche per una questione di compagnia e ripeto, sabato verso le 10:30 eravamo in cucina, io stavo lavorando al mio PC e avevamo sentito abbaiare i cani dei vicini, siamo scesi per controllare in giardino se c'era qualcosa, ma non avevamo rilevato nulla, quindi siamo rientrati. Dopodiché però alle 11:30, quando sono salita nel piano superiore che abbiamo le camere, mi sono accorta che i cassetti del comò insomma erano aperti e quindi ho realizzato che erano entrati i ladri. Per fortuna da noi hanno fatto una cosa velocissima, quindi non hanno prelevato più di tante cose, invece sotto dai vicini che non erano presenti in casa hanno purtroppo preso parecchie cose, insomma, e parecchi soldi anche. Ecco, tutto questo mentre voi eravate in cucina, c'è chi guardava la televisione, cioè professionisti insomma. Ma sì, direi di sì, queste sono delle bande, ragionavamo prima anche con il comandante Galante che è venuto, comandante dei Carabinieri Galante che è venuto a trovarmi stamattina, ragionavamo assieme che sono praticamente delle bande, delle squadre che arrivano da città lontane del Veneto, però non sono ladri locali, diciamo, localizzabili qua da noi. Quindi loro fanno questi colpi, prendono di mira
una zona, fanno una serie di interventi su alcune case e dopodiché si dileguano molto velocemente, quindi è molto difficile anche intercettarli. Ecco, quindi un vertice con il comandante dei Carabinieri. E allora qual è il messaggio ai cittadini del primo cittadino, anzi della prima cittadina che è stata colpita personalmente? Allora, i messaggi sono dalla parte nostra come istituzioni, quello che dobbiamo continuare a fare e voglio dire anche tutti i sindaci del mandamento si stanno impegnando su questo, tutti i sindaci del mandamento del Vittoriese, che è quello dell'implementazione del sistema di videosorveglianze, che insomma stiamo mettendo tante energie e tante risorse economiche su quello. Poi la questione dell'aumento della presenza delle forze dell'ordine sul territorio e anche della polizia locale. E una cosa che mi viene da suggerire anche ai cittadini è quello di ritornare a quella che era la condivisione delle informazioni che una volta c'era tra le famiglie, tra vicini. Oggigiorno alle volte non ci si conosce neanche tra vicini di casa. Io penso che sia giusto riprendere i rapporti e questi rapporti servono anche per evitare che possibili anche furti o la presenza di malintenzionati in zona. Ecco, ripristinerete anche il controllo di vicinato? Sì, il controllo di vicinato qui a Vittorio, che era partito con l'amministrazione Miatto, noi abbiamo intenzione di implementarlo e magari anche trovare delle forme nuove, ripeto, proprio di condivisione rispetto a quello che erano le nostre usanze, le nostre tradizioni del passato, insomma quando c'era uno scambio anche alla sera nei cortili o nelle strade si faceva due chiacchiere. Secondo me tutto questo, quelle cose che abbiamo perduto dovremmo cercare di riprenderle. Ecco, per ultimo, visto che si parla di implementazione di forze dell'ordine, come stiamo al concorso che abbiamo lanciato giovedì scorso, che sarà aperto anche a persone di una certa età? Avete avuto riscontro? Sì, assolutamente, anzi grazie all'informazione che ci ha aiutato su questo. Attualmente ci sono una 50ina di candidature e quindi questo ci fa ben sperare, insomma, di riuscire a trovare i 3 futuri agenti di polizia locale. Grazie a te, direttore. Grazie Lucio, grazie alla sindaca Mirella Bagliana. Non ce l'ha fatta Alessandro Sarri, 50 anni, colto da malore 2 settimane fa durante un'escursione in bicicletta sulle montagne del Friuli. Si è spento all'ospedale di Treviso, dove era stato trasferito dall'ospedale di Udine. Grande appassionato di sport e montagna, Sarri era dirigente del settore economico e finanziario del comune di Vittorio Veneto, abitava a Mansuè. Profondo cordoglio alla famiglia espresso proprio dalla sindaca del Vittorio Veneto, Mirella Bagliana, che abbiamo appena ascoltato. Ci lascia una figura dall'elevatissimo profilo professionale e umano, ha detto la sindaca, un lavoratore di grande competenza e disponibilità che amava sinceramente il suo lavoro al servizio dello Stato e che era apprezzatissimo da amministratori e colleghi. Adesso andiamo ad Abano Terme in diretta per un episodio di cronaca nera che ha dell'incredibile, cioè una donna che era stata considerata una suicida, si era parlato di un suo gesto estremo, era stata trovata nel bagno dell'abitazione. Dopo mesi si è scoperto che ad ucciderla sarebbe stato il marito. Andiamo subito in diretta da Valentina Visentin. Attenzione che finestra. Sì, buongiorno da Abano Terme, siamo tornati nella villetta di via Monte Rocca Pendice a Monteortone, dove si è consumato l'ennesimo femminicidio avvenuto un anno fa, ma di cui si è scoperto, che è stato reso noto solo pochi giorni fa, quando appunto è emerso quello che era effettivamente accaduto dietro questo cancello. Nicoletta Rotaru, una donna che sembrava si fosse suicidata il 2 agosto del 2023, invece è stata uccisa ed ora in carcere da marzo. C'è l'ex marito Eric Zorzi, da cui si stava separando. Oggi è comparso anche un fiore e un biglietto per ricordare Nicoletta, che era molto impegnata nella comunità di Abano Terme, si era anche candidata a consigliera comunale nel 2017 e intanto, dopo che è emersa la notizia di quello che è un omicidio e non un suicidio, emergono anche tutti i tristi particolari di questa storia. Prima di tutto Nicoletta aveva raccontato alle amiche delle violenze, dei soprusi che subiva da anni da questo marito geloso, da cui finalmente all'inizio del 2023 si era separata.
pur rimanendo a vivere in questa casa. L'uomo doveva abbandonare questa casa come imposto dal tribunale a marzo del 2023, ma non lo ha mai fatto e ha ostacolato in tutti i modi anche le possibilità di Nicoletta di poter uscire di casa insieme con le figlie che secondo le testimonianze rilasciate dalla donna, delle amiche, erano anche loro a volte vittime delle violenze del padre, che spesso le picchiava anche davanti alla madre. Questo secondo appunto i racconti che Nicoletta aveva fatto a delle amiche, a cui aveva anche confidato la volontà di voler far testamento per tutelare queste bambine, per non farle rimanere in casa con il padre, cosa che poi invece effettivamente è avvenuta, visto che sono rimaste a vivere con il padre per i 7 mesi seguenti il delitto della mamma fino all'arresto appunto dell'uomo. Carabinieri che qui in questa casa erano stati arrivati più volte, chiamati dai vicini che ne avevano sentito le urla, che sentivano le urla di Nicoletta. L'ultimo intervento, pensate, risale alla fine giugno del 2023, quindi poco più di un mese prima del delitto. Particolari appunto inquietanti che hanno trovato poi conferma in questo audio che ha incastrato e che ha portato in carcere l'uomo, un lungo audio di oltre 2 ore in cui si sentono prima le fasi concitate del litigio, poi quando tutto sembra essersi calmato un tentativo di approccio dell'uomo respinto con vigore da Nicoletta, e poi il rumore dello strangolamento, della cintura stretta al collo, del respiro affannoso di Nicoletta che diventa sempre più flebile, e della donna che dice: che cosa stai facendo? Poi il silenzio, la donna che viene il rumore del trascinamento in bagno e della carpenteria, cioè tutti quei momenti in cui Eric Zorzi ha svitato la porta e poi l'ha rimontata inscenando di fatto il suicidio. Ma ricostruiamo quanto emerso in questi giorni nel nostro servizio. Prima dell'alba del 2 agosto 2023 i carabinieri erano già stati altre 7 volte nell'abitazione di via Rocca Pendice a Montortone, dove è morta Nicoletta Rotaro, chiamati dai vicini che sentivano le urla della donna durante i litigi con il marito Eric Zorzi, ora in carcere con l'accusa di averla uccisa strangolandola con una cintura e poi di averne simulato il suicidio. Un crescendo di tensioni e violenza negli ultimi 2 anni, ma che durava da tempo. Eric Zorzi era geloso, aveva ostacolato anche l'impegno in politica della moglie. Ad inizio del 2023 la separazione, e nel marzo dello stesso anno Zorzi avrebbe dovuto lasciare la casa coniugale, provvedimento mai rispettato. Nicoletta si doveva trasferire nell'alloggio vicino, ma lui lo aveva reso inagibile. Secondo le testimonianze dei conoscenti, Zorzi avrebbe picchiato anche le figlie minori e Nicoletta aveva confidato la preoccupazione di venire uccisa e di voler fare testamento per tutelare le 2 figlie, per non lasciarle da sole con il padre, cosa poi accaduta visto che le 2 minori sono rimaste a casa con Zorzi per 7 mesi fino all'arresto avvenuto il 22 marzo di quest'anno. Il calvario di Nicoletta è durato mesi. Finalmente la donna stava iniziando a vedere la luce fuori dal tunnel, aveva una relazione con un uomo e stava per firmare un contratto a tempo indeterminato. 3 giorni dopo sarebbe dovuta partire per una vacanza in Toscana con le figlie. Quella sera del 1 agosto 2023 era uscita proprio con il nuovo compagno e questo aveva scatenato l'ennesima lite sfociata nel suo omicidio. Eric Zorzi in carcere si dichiara innocente, come spiega la sua legale Silvia Masiero. La dichiarazione del mio cliente è quella di non colpevolezza, di completa estraneità ai fatti, così come sono stati ricostruiti dalla procura, tra l'altro in modo molto successivo rispetto all'evento morte della signora Nicoletta Rotaro. Lui l'ho visto veramente addolorato e credo che sia meglio rispettare in questo momento il dolore anche dei familiari della vittima stessa. Nei prossimi giorni l'avvocata ascolterà l'audio che ha registrato la notte del delitto e su cui si basa l'accusa di omicidio aggravato. E appunto avete sentito quello che è emerso, anche la testimonianza dell'avvocato di Eric Zorzi, ma soprattutto c'è la storia di Nicoletta molto impegnata nella sua comunità e vi mostriamo le immagini quando si era candidata a consigliera comunale qui a Abano. Io restituisco la linea allo studio. Ciao, sono Nicoletta Rotaro, faccio parte del movimento civico Cambi Abano. La città deve essere un luogo da vivere, i suoi spazi, le sue strade devono tornare ad essere vissuti dai cittadini, soprattutto dai più piccoli. Pensava al bene comune dei suoi concittadini e alla sicurezza per i bambini. Ecco la Nicoletta Rotaro nel 2017, quando si era candidata a consigliera comunale ad Abano con la lista civica Cambia Abano. In questo video Nicoletta spiega il suo impegno.
Tuttavia, in particolare negli ultimi anni, anche la nostra città è diventata un posto dove non è sempre facile muoversi in sicurezza. Accanto a lei Michele Di Bari, l'allora candidato sindaco, che in queste ore ha preso la notizia con enorme tristezza e amarezza. Da uomo, da cittadino, da professore di diritto costituzionale non posso non pensare che facciamo ancora troppo poco per contrastare questo fenomeno che è prima di tutto culturale. Spero che il sogno di una società dove nessuna donna debba più avere paura di un uomo diventi presto realtà, ci ha scritto Di Bari ricordando il percorso partecipato di Nicoletta. Il quartiere di Monte Ortone, dove viveva la donna uccisa dall'ex compagno Eric Zorzi, è incredulo. Io avevo solo sentito da amici e parenti qui che era successo questa cosa di questa signora che appunto aveva avuto dei problemi, ma altro non lo so. Sapeva se c'erano litigi con la moglie? No, mai sentito. Ho messo a restare perché è una brava ragazza, conoscevo anche lei. Si aspettava che Eric potesse uccidere la Per me è un bravo ragazzo. Mi veniva stati a moto e morto. Non le aveva mai detto se aveva problemi con la moglie? Mai. Sono in pochi a voler parlare, 2 persone riservate, qualche saluto di cortesia, anche se le sirene dell'ambulanza e dei carabinieri quella notte del 2 agosto di un anno fa non erano passate inosservate. Un signore non lo conosco, so che ha avuto dei problemi e c'era stato un po' di movimento una sera qui, delle urla e altro, ma altro non ho sentito. Nessuno però immaginava questo epilogo sconvolgente. Le tensioni e la gelosia morbosa dell'uomo però erano note ai familiari della coppia. Lei voleva andarsene di casa. L'intera comunità di Abano Terme è sotto shock. Il primo pensiero primo va ai familiari naturalmente della povera donna e naturalmente l'attivazione di tutti quei servizi sociali di aiuto e di accompagnamento che abbiamo prontamente attivato. Nicoletta Rotaru è l'ennesima donna vittima della violenza maschile. A maggio a Vigonza, già da Zanola, era stata uccisa dal compagno che l'aveva gettata dal cavalcavia vicino a casa dopo averla stordita con i farmaci per inscenare, anche in questo caso, un suicidio. Prima era stata uccisa a Bovolenta Sara Burattin, l'ex compagno si era poi gettato nel Bacchiglione. Vanessa Ballan a Riese, uccisa da un uomo con cui aveva avuto una relazione, e poi il caso più noto, quello di Giulia Cecchettin, la studentessa uccisa dal suo ex fidanzato e compagno di università. Grazie Valentina Visentin. Adesso vediamo una notizia dal mattino di Padova. Il musicista Paolo Rettore muore di infarto a Olbia in Sardegna. Il padovano insegnava kitesurf, ma l'ora è fatale. Dopo essere uscito dalla doccia il mese scorso aveva subito un intervento al cuore. Andiamo in pubblicità, pochi minuti e poi torniamo qui di nuovo con altri collegamenti e altri servizi. Ripartiamo da Treviso, dove 42 pini marittimi stanno per essere abbattuti in viale Cesare Battisti. Una petizione online contro l'abbattimento ha già raccolto quasi 1000 firme. Residenti e cittadini sono divisi. Piange il cuore, dicono alcuni, e un bambino ha già fatto il funerale ad un albero. Per chi conosce Treviso, viale Cesare Battisti, quel vialone che porta al Duomo, dove ci sono questi splendidi pini marittimi. Sentiamo Elena Dal Forno. Su un albero è già comparso il disegno di un bambino che recita il De Profundis per uno dei 43 pini marittimi che saranno abbattuti su viale Cesare Battisti a partire dal 2 settembre prossimo. Lunedì si aprirà il cantiere che porterà alla ristrutturazione del lungo tratto ombreggiato da quasi 100 anni dai pini marittimi che dal 2 settembre non ci saranno più. I lavori erano inevitabili, la strada fortemente sconnessa, la pista ciclabile totalmente inagibile, pericoli ad ogni metro e alberi arrivati a fine ciclo, come dice l'amministrazione, quindi non salvabili. Un gruppo di cittadini ha però aperto qualche giorno fa una petizione online, già a quota 800 firme, per scongiurarne l'abbattimento, ma anche residenti e commercianti sono divisi sul tema. È triste vedere questi alberi che vengono portati via perché sono bellissimi, ma i marciapiedi sono pericolosi, specie per un anziano, magari per chi cammina, per chi va in bicicletta, quindi spero solo che li ripiantino con essenze che hanno la stessa età di questi alberi, magari radici meno invasive. Mia madre col deambulatore non riesce a fare questa strada e quindi perde la possibilità di autonomia che è giusto abbia anche un anziano. Credo che sia
veramente un delitto abbattere questi alberi. Non c'è stata lungimiranza sicuramente, perché adesso il problema c'è, ma credo si possa anche pensare a delle alternative. Mi viene in mente una passerella, ma capisco che può essere anche una stupidaggine quella che dico, non conosco, ma immagino che nel 2000, con tutti i prodigi che riescono a mettere in atto per ben altro di superfluo, o no? Certamente questi pini marittimi sono piante bellissime, ma dove ci sono posso capire che diano dei problemi realmente importanti sulla strada, sui marciapiedi, eccetera. Anche la politica risponde, anche se il PD per ora non ha espresso un parere univoco. Sappiamo di questa petizione online, sappiamo anche che sono state fatte delle ricerche dal punto di vista dei tecnici e quindi probabilmente quegli alberi erano malati. Anch'io però soffro quando gli alberi vengono tagliati e sarei molto, come dire, vorrei tanto firmare la petizione. Come partito noi non abbiamo preso una posizione per ora, però se si possono salvaguardare gli alberi noi lo preferiamo. Sentiamo come spiega le ragioni dell'amministrazione comunale su questa scelta il vice sindaco Alessandro Manera. Partiamo dal presupposto che a noi dispiace farlo. Abbiamo provato in tutti i modi, abbiamo studiato progetti, controprogetti. Purtroppo l'errore è a monte, cioè i pini marittimi non sono piante autoctone e vediamo il disastro che hanno fatto su questo viale. Bellissimi, centenari, la decisione di abbatterli è dolorosa ma non ci sono alternative. Il vice sindaco e assessore all'ambiente Alessandro Manera spiega la scelta che l'amministrazione ha dovuto fare nell'ambito del progetto di riqualificazione di Viale Battisti, ormai quasi impraticabile a causa dei danni provocati dalle radici dei pini marittimi. Diversi sono già quasi alla fine del ciclo vitale, altri instabili e sostenuti da tiranti. Molti negli anni sono già caduti o è stato necessario abbatterli per ragioni di sicurezza, tanto che da 80 ora le piante sono 43. Abbiamo provato in tutti i modi. La progettazione non lo consente perché una volta che noi andiamo a toccare la strada e troviamo le radici, toccando le radici automaticamente gli agronomi ci dicono guardate che i pini diventano instabili. Quindi è veramente un forte dispiacere farlo. Con il rifacimento del viale, che comprende anche nuovi marciapiedi, piste ciclabili, acquedotto e fognature, verranno anche ripiantati altri alberi più grandi. Ci eravamo focalizzati sui lecci, c'è da dire che non è semplice neanche trovarli, perché trovare 80-90 piante, perché poi le posizioneremo anche su altri spazi vuoti in città giardino, la cosiddetta città giardino. Li stiamo cercando, non noi tanto, l'azienda, in tutta Italia, anche per trovarli di dimensione sufficienti, non vogliamo mettere dei ramoscelli, però non è semplice perché sono tante piante. Ci stiamo lavorando, il periodo della piantumazione è a novembre, non è adesso, anche lì tanti dicono no ma dovete piantarli adesso che il viale ci sono anche i tempi che la natura non rispetta i tempi dei lavori pubblici, la natura rispetta i suoi tempi. Quando farà freddo abbastanza trovate le piante con le caratteristiche idonee, le pianteremo. La cosa importante è mettere l'impianto irrigazione, perché mettendo piante a pronto effetto, non essendo piante piccoline, abbiamo bisogno di dargli una mano già da subito, perché altrimenti rischi che vadano in difficoltà. E un altro pestaggio a Treviso, questa volta vittima un venditore ambulante, protagonisti dei ragazzi tra i 15 e i 18 anni. Andiamo da Marta Marangon che è in compagnia del sindaco Mario Conte. A te Marta. Sì, buongiorno direttore, buongiorno a te e ai telespettatori che ci stanno seguendo da casa. Sì, siamo in comune a Treviso per rendervi conto di questi, sono due peraltro poi episodi di criminalità che si sono verificati nell'ultima settimana in piazza Pio X a Treviso. Il primo la settimana scorsa, ma se ne è avuto notizia soltanto in queste ultime ore, è quello relativo all'aggressione di un venditore ambulante di fiori da parte di una baby gang. L'uomo è stato affrontato, minacciato anche con un coltello da 4 ragazzi, 2 ragazzi e 2 ragazze, che l'hanno poi derubato dei soldi che aveva. Peraltro bisogna dire che c'è stato un tempestivo intervento delle forze dell'ordine che sono comunque riuscite ad individuare e denunciare i 4 componenti della baby gang. Un episodio comunque che riaccende i riflettori in questa fine estate sul fenomeno della delinquenza giovanile, di quelle baby gang che insomma hanno fatto parecchio parlare a Treviso negli ultimi mesi. Qui con me abbiamo il sindaco Mario Conte. Sindaco, tornano ancora nuovamente questi piccoli delinquenti?
Sì, episodi particolarmente brutti e dolorosi, soprattutto perché i protagonisti sono giovanissimi, si va dai 13 ai 15 anni, sono ragazzi e ragazze, molte volte sono proprio le ragazze che sono protagoniste, e devo dire che fa male perché rappresentano il presente e il futuro della nostra comunità, e lo devono fare però con dei principi di rispetto delle leggi e rispetto per le persone. Evidentemente a questi ragazzi manca tutto, e quindi è giusto intervenire con le forze dell'ordine, che ringrazio perché sono intervenute tempestivamente. Credo che già nelle prossime ore avremo delle novità per questi 4 ragazzi, che spero che vengano puniti in base a quello che hanno compiuto, perché devono essere assicurati alla giustizia, cioè vanno recuperati quando si può recuperare, ma quando esagerano e quando compiono dei veri e propri reati è giusto che paghino la loro pena. Ecco, peraltro, Sindaco, un'altra zona sulla quale si sono accesi i riflettori in queste ultime ore è quella di Piazza Pio X. Lei oggi pomeriggio avrà un incontro con i residenti per fare il punto proprio sulla situazione di degrado e insicurezza che viene denunciato. Sì, andrò ad ascoltare quelle che sono le preoccupazioni dei cittadini, fermo restando che le segnalazioni arrivate al municipio non sono state poi così tante, però anche fosse solo una è giusto prestare massima attenzione. L'invito che faccio ai cittadini è quello di denunciare sempre gli episodi, piccoli o grandi che siano, gravi o meno gravi, perché è fondamentale dare strumenti alle forze dell'ordine per poter poi organizzare i loro servizi di pattugliamento del territorio. Quindi andrò ad ascoltare e andrò a raccontare quelli che sono i progetti relativi alla sicurezza e alla riqualificazione urbana che abbiamo in programma in quel quadrante, però insomma soprattutto andrò a portare la vicinanza dell'amministrazione comunale, che non vuole abbassare la guardia da un punto di vista della sicurezza. Ecco, direttore, ritornando ai 2 ultimi episodi di Piazza Pio X, del primo abbiamo detto, il secondo è quello che si è verificato nella notte tra sabato e domenica scorsi, dove 2 ladri, peraltro recidivi perché sono le stesse persone che nelle ultime settimane hanno colpito diverse volte in città, tra i colpi più clamorosi quello al Racquet Club di Adriano Panatta e poi alla Gastronomia Le Papere, ancora alla Spiga d'Oro e al dopolavoro ospedaliero. Ebbene, questi 2, nonostante fossero sottoposti a delle misure restrittive dopo questi episodi, sono tornati a colpire. Questa volta per loro si sono aperte le porte del carcere. Vediamo il servizio con la ricostruzione dell'accaduto e restituisco la linea allo studio. Avevano già colpito alla Gastronomia Le Papere, al Racquet Club di Adriano Panatta e alla Spiga d'Oro, ed erano già aggravati di provvedimenti giudiziari 2 cittadini italiani, classe 81 e classe 94, che nella nottata si sono resi protagonisti di un altro tentato furto aggravato all'interno di un negozio di Santa Maria dei Battuti, in pieno centro, un self-service 24 ore. Dopo l'ultimo furto, quello alla Spiga d'Oro, erano stati arrestati dalla squadra mobile della Questura di Treviso e sottoposti a speciali provvedimenti. Il 30enne, in particolare, già aggravato dalla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, a seguito dell'arresto era stato collocato ai domiciliari, mentre al 43enne era stata applicata la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Nonostante le misure in atto, dimostrando una non comune inclinazione a commettere reati, i 2 sono stati sorpresi a rubare all'interno del negozio, nonostante fosse chiaramente un obiettivo sottoposto a vigilanza. Sono quindi stati immediatamente riconosciuti e fermati dagli agenti della polizia, tratti in arresto in flagranza di reato e su disposizione dell'autorità giudiziaria condotti presso il carcere di Santa Bona. Le indagini della mobile proseguono ora comunque per capire se i 2 arrestati si siano resi protagonisti di altri crimini. Andiamo a Bassano del Grappa, dove c'è scontro tra maggioranza e opposizione sui PFAS di San Michele. Sarà che è lo sport del momento? Sarà che ogni partita rischia di durare una vita e di essere caratterizzata da continui scambi che lasciano tutti con il fiato sospeso? Sarà, ma quella che si sta giocando sul campo di San Michele ha tutto l'aspetto di una partita a tennis fra l'amministrazione di Nicola Finco e l'opposizione guidata da Roberto Campagnolo. Uno butta la palla avvelenata, passateci il termine, nel campo dell'avversario, che fa di tutto per rispedirgliela con gli interessi. E così il municipio anticipa tutti dando vita a una commissione tecnica con protezione civile, provincia, UL7, ARPAV, Genio Civile, Forestali ed ETRA, oltre al comitato di quartiere. Commissione che sarà convocata la settimana prossima.
E così Campagnolo commenta l'istituzione della commissione su misura annunciata venerdì dal sindaco, dicendosi felice di vedere la presa d'atto da parte del comune dell'esistenza di un problema FAS. Ma la struttura della commissione tecnica a porte chiuse non va proprio giù alla minoranza, il cui speaker suggerisce che non sia affatto casuale l'attivazione del nuovo percorso dopo la convocazione di un incontro pubblico sui FAS che si terrà in San Michele il 2 settembre. Ma non è tutto, perché la minoranza nota un certo cambio di passo fra i due ultimi comunicati sfornati sull'argomento dall'amministrazione. In meno di 15 giorni, scrive Campagnolo in un post di fuoco su Facebook, si passa dal paventare un possibile procurato allarme verso chi chiede di approfondire il tema al costruire una commissione a porte chiuse dove manca solo la NATO. Una battuta, naturalmente, ma nei giorni scorsi qualcuno dalle parti del municipio aveva bocciato la serata indetta da Campagnolo nel quartiere, bollandola come un evento politico senza istituzioni, senza la NATO, appunto. E allora dalla partita a tennis si passa a una specie di guerra fredda in questa estate torrida dove le parti costruiscono una cortina di ferro lanciandosi accuse e organizzando commissioni ed eventi mentre in mezzo scorre il fiume. Pardon, i PFAS. Dice Ferdinando Garavello, e ci vorranno alcuni giorni per individuare le cause del distacco di intonaci al Museo Civico Bassanese. È passata una decina di giorni dalla caduta di alcuni calcinacci del soffitto sopra lo scalone di accesso al piano nobile del Museo Civico di Bassano. Da allora il passaggio in quell'area è interdetto per ragioni di sicurezza. Dalle prime analisi effettuate dai nostri tecnici dei lavori pubblici sembrerebbe non si tratti di problemi strutturali, ma per esserne certi dobbiamo attendere la prossima settimana il sopralluogo di una ditta esterna incaricata che farà delle analisi termografiche. Uno dei luoghi di maggiore interesse culturale per turisti e visitatori è ancora parzialmente inaccessibile proprio nel pieno della stagione estiva. Dispiace purtroppo sia successo nelle settimane in cui la città vede l'afflusso di più turisti rispetto al resto dell'anno. È stato comunque deciso di tenere aperto il piano inferiore del museo e creare un biglietto in cui si possa poi andare a visitare anche il Palazzo Sturm. Si attende il sopralluogo tecnico dei prossimi giorni per individuare le cause dei distacchi e far tornare il museo alla piena operatività. Speriamo quindi non si tratti di nulla di grave e che tutto il museo venga riaperto il prima possibile. L'Astra è e deve restare il Museo dei Bassanesi, lo ha detto il consigliere Gianni Zen, pronto a collaborare per il futuro della struttura. Da troppo tempo è abbandonato il luogo di incuria, col tetto in parte crollato e il sipario ancora ben lontano dalla riapertura. Se si stia avvicinando un nuovo atto, magari un colpo di scena, sul futuro del Teatro Astra, dovremo scoprirlo in un futuro forse non così lontano. Intanto arriva la mano tesa alla maggioranza da parte della lista. È il momento. Il Teatro Astra deve diventare il teatro sociale, cioè dei bassanesi, di proprietà dei bassanesi, gestito ovviamente da una fondazione. Siamo in attesa delle proposte della maggioranza e aspettiamo che magari queste proposte possano arrivare nelle commissioni cultura e lavori pubblici per poter anche entrare nel merito di quelle che sono le condizioni delle proposte. Quindi siamo in attesa anche con un buon auspicio per collaborare con l'amministrazione. Riappropriarsi di un teatro capiente, bello e prestigioso sarebbe una svolta per la vita culturale di Bassano. I teatri sono quei luoghi simbolici nei quali la cittadinanza si riconosce. I bassanesi, quando pensano al teatro, pensano all'Astra come fattore emotivo, sentimentale, e credo che questo dica anche un qualcosa che fa parte della storia di una città ed è una bella cosa, insomma. Adesso Ferdinando Garavello ci parla dei problemi del Sacrario di Asiago. Lo si vede da qualsiasi punto della conca centrale dell'altopiano. È un monolite di marmo che svetta bianco fra pascoli e boschi come un punto esclamativo per ribadire quel che sta scritto anche sulla colonna mozza dell'Ortigara, ovvero per non dimenticare. Il Sacrario dell'Eiten sta all'altopiano come l'altare della patria sta a Roma e accoglie le spoglie di oltre 50.000 caduti della prima guerra. Scagliati gli uni contro gli altri da una divisa di un altro colore, uniti nel riposo eterno dopo la dismissione dei tanti cimiteri di guerra disseminati sull'altopiano dal carnaio del primo conflitto.
Fin qui tutto bene. Peccato che il sacrario sia chiuso al pubblico da un pezzo, perché ci sono alcune parti che versano in condizioni pietose. Se ne è occupato anche Gian Antonio Stella sul Corriere della Sera, dando visibilità nazionale a un tema che da queste parti è purtroppo noto a tutti. Purtroppo questo è un problema che si è presentato negli ultimi anni quando c'è stato il crollo di alcune parti interne, di alcuni calcinacci, e quindi per motivi di sicurezza Onor Caduti, che gestisce per conto del Ministero della Difesa il nostro monumento ossario, ha ritenuto di chiudere il monumento stesso all'accesso alle persone. Questo ha creato disagio e direi anche un danno quindi all'immagine della nostra città, che è l'unica realtà dove esiste al suo cuore, nel suo centro, un sacrario militare. Ad Asiago è arrivato anche il ministro della Difesa Guido Crosetto, che ha promesso l'arrivo di fondi, confermando in sostanza un'accelerazione in cui tutti confidavano. E c'è pure un progetto, ma ci vorrà del tempo. È stato depositato lo studio di fattibilità economica e tecnico-economica proprio il mese scorso. A settembre sarà l'affidamento della progettazione definitiva, in cui i tecnici si prenderanno presumibilmente 60 giorni per poi dare corso alla progettazione esecutiva. E io credo che entro giugno dell'anno prossimo dovranno essere appaltati i lavori, in modo tale che la ristrutturazione, che è un grande investimento che richiede una somma pari a 7.800.000 euro circa, possa produrre i suoi frutti, che sono quelli di una ristrutturazione complessiva di questo importante monumento. Il sacrario dell'Eitene è solo uno di tanti esempi della memoria della Guerra Grande in Veneto e va a braccetto con il Tempio ossario di Bassano, che pure aspetta da tanto tempo un intervento piuttosto importante. Già, ma la domanda a questo punto è: della memoria chi si ricorda? E anche quest'anno tantissimi alpini che sono arrivati dalla Marca, dal Veneto e da molte altre parti per il raduno nel Bosco delle Penne Mozze di Cison di Valmarini. Sicuramente è una grande emozione, è piacevole vedervi così numerosi anche da parte delle amministrazioni, quindi questo significa che il bosco cresce moralmente e cresce all'interno delle nostre comunità. In tanti anche quest'anno hanno presenziato al 53esimo raduno al Bosco delle Penne Mozze di Cison di Valmarino. Segno di coesione nel ricordo, sottolineato il presidente Piovesan, perché le vicende dei 2411 alpini che qui sono segnati nelle steli sia da monito per le guerre che ancora oggi sconvolgono il mondo. Ecco perché un bosco dove le steli segnano fronti di guerra e di dolore, ma anche le note di un inno che rende incancellabile la memoria della prima grande guerra mondiale. Memoria che deve essere tramandata tra generazioni nelle sue verità di dolore e morte, senza quella patina di ipocrisia che trasforma le guerre in operazioni speciali, ha sottolineato nel suo intervento il vicepresidente dell'associazione Alessandro Trovant, che ha chiesto ancora una volta a gran voce alle istituzioni il sostegno alle iniziative di condivisione degli alpini per i giovani. Ma noi, testardi come muli, dobbiamo continuare a difenderli e a proclamarli questi valori, che sono il senso del dovere, il rispetto per le istituzioni e del sapersi mettere al servizio della quotidianità, o meglio della comunità. Come alpini non smetteremo di invitare coloro che ci governano ad indirizzare verso questi valori i nostri giovani. Come Associazione Nazionale Alpini abbiamo istituito dei nostri campi scuola ed abbiamo rilevato con nostra grande soddisfazione che i ragazzi di fronte a proposte serie e qualificate sanno aderire con entusiasmo, e questo è per noi uno stimolo a continuare su questa strada. E dopo la messa officiata dal cappellano militare del 7° Reggimento Alpini, il momento forse più toccante dell'intera cerimonia, alla presenza della vedova del generale Medaglia d'Oro Enrico Reginato, è stato quando il coro dei cori, diretto dal maestro Claudio Provedel, ha intonato Il Signore delle Cime.
Servizio del tenente degli Alpini, il nostro Lucio Zanato. È partita ieri sera la missione numero 18 della ONG Mediterranea Saving Humans, congiuntamente all'operazione Migrantes della Conferenza Episcopale Italiana. Per i volontari c'è una benedizione speciale. La nave Mare Ionio dei veneziani Beppe Caccia e Luca Casarini è tornata in mare dopo lo stop imposto per effetto del decreto Piantedosi. È così partita la missione numero 18 di Mediterranean Saving Humans e lo ha fatto con una sorpresa e la benedizione speciale niente meno che di Papa Francesco, che oltre ad averlo detto pubblicamente ha mandato un messaggio scritto di suo pugno personale con il suo ringraziamento inviato a Don Matteo Ferrari, cappellano di bordo, che spiega. È arrivata la benedizione di Papa Francesco per Mediterranea e per Migrantes, per i nostri equipaggi. È chiaramente un regalo che ci fa molto piacere, che conferma l'affetto e la partecipazione della Chiesa in questa nostra missione. È chiaramente qualcosa che ci fa molto piacere e di cui siamo molto grati. La partenza ieri sera dal porto di Trapani, congiuntamente ed insieme all'operazione Migrantes della Conferenza Episcopale Italiana. Questa missione in mare di Mediterranea, la numero 18, presenta una novità molto importante. Accanto a noi, accanto alla nostra nave Mare Ionio, viaggia una barca a vela di appoggio allestita insieme a Migrantes, l'organismo della Conferenza Episcopale Italiana che si occupa di migrazioni. E questa barca a vela ha lo scopo di monitorare e informare quello che avviene in mare nella comune missione di resistere alla disumanità e, soccorrendo i nostri fratelli e sorelle in mare, di dare carne alla fraternità. 2 minuti di pubblicità e torniamo subito. Ieri traffico da Bollino Rosso per il controesodo e oggi ovviamente il giorno dei buoni propositi da parte di coloro che sono tornati al lavoro. Settembre, andiamo, è tempo di migrare, recitava una famosa poesia di Gabriele D'Annunzio. Ora invece è tempo di riprendere quei buoni propositi lasciati prima dell'estate e rimandati come sempre all'autunno. Ecco come i trevigiani, finite le ferie o quasi, si preparano alla nuova stagione. Tanto ballo, che quello fa bene per tutto. Sia per la forma che per l'umore. Certo, specialmente anche per l'umore. Ma possiamo sapere che tipo di ballo? Va bene un po' tutto, da liscio, latino, tutto va bene. E si ritorna al lavoro è la vita tradizionale. Ma hai in mente di fare qualcosa di nuovo, che ne so, fare un corso di qualcosa? No. Ormai a questa età, signora, abbiamo raggiunto... No, è ancora giovane. Sì. Lei, signora? Propositi? Migliorare in tutto, c'è sempre da imparare. Questo. Lavoro, casa, famiglia e qualche attività sportiva che aiuta a combattere lo stress. Si riparte alla grande, sì, con gioia e accogliendo ogni giornata, ogni momento con positività. Non potevano mancare le persone che si ripropongono di rimanere in forma o di ritornarci o chi pensa agli studi che verranno. Di stare in forma, di essere in forma e di stare all'aria aperta. Un po' di palestra così butto giù la pancia, assolutamente sì. Vorrei fare prevenzione negli ambienti di lavoro. Sarebbe un mio sogno grande, sì. Ma adesso devi fare un test d'ingresso, sì, con calma adesso, con le tempistiche universitarie, la burocrazia, però speriamo di farcela. Ricomincio l'università e spero tutto bene, sport, tutto, si riparte. Ma c'è anche chi non ha propositi o li ha un pochino differenti. No, non ho finito l'estate e i propositi sono di continuare le vacanze. Nessuno, è già tutto perfetto. È vero. Intanto è iniziato il countdown per la 81esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia che sarà affollata di stelle. Sentiamo.
Cosa faranno e soprattutto dove andranno George Clooney e Brad Pitt durante la loro breve permanenza in Laguna? Se lo stanno chiedendo in tanti da quando è stato annunciato che il film Wolf, tra gli eventi principali e più attesi della mostra, sarà proiettato domenica 1 settembre nella sala grande del Palazzo del Cinema al Lido. Il direttore Roberto Barbera resta abbottonato e non potrebbe essere altrimenti. Immagino che faranno come al solito un tappeto rosso molto generoso e super affollato, e sarà il momento per poterli vedere insieme sfilare davanti al Palazzo del Cinema. Con ogni probabilità i due divi sceglieranno di alloggiare con il loro seguito al Cipriani, lontano dal Lido, dove peraltro Clooney è anche convocato a nozze, e poi arriveranno nell'isola al mattino della giornata del film, sicuramente per presenziare la conferenza ufficiale, e poi la sera il tappeto rosso al Lido. Comunque è quasi tutto pronto per l'81esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Il Lido sta rispondendo bene, direi di sì, è cambiato un po' l'atteggiamento. Mi sembra che ci sia molta più disponibilità e pazienza, e tutti aspettano la mostra come il grande evento che caratterizza la vita del Lido nell'estate di ogni anno. Le camere ci sono o ve ne mancano ancora? Le camere mancano purtroppo. Questo è il vero grande problema della Mostra del Cinema, dover fare i conti con una ricettività alberghiera che ogni anno è più ridotta, anche perché Venezia è sempre più piena, quindi si fa veramente fatica a trovare sistemazione per tutti gli ospiti. Mi aspetto che ci sia una grande partecipazione, e soprattutto mi auguro che i film che noi abbiamo scelto siano condivisi e apprezzati anche da critica e pubblico. Per quanto riguarda i film italiani, come saranno? Spero che quest'anno piacciono di più di quanto non sono piaciuti per esempio lo scorso anno. Spero, di trovare il conforto della risposta dei critici e pubblico. Mister Alberto Barbera, sarà una grande edizione grazie a questo direttore che è rimasto anche quest'anno, e seguiremo la mostra con Lorenzo Maier. Praticamente in diretta Maier andrà a intervistare soprattutto le dive del cinema. Tra queste ci saranno anche Angelina Jolie, Lady Gaga e tante altre. Allora grazie a tutti, grazie ad Andrea Basso, Tommaso Migotta in regia. Ci vediamo stasera a Focus alle 21:15. Buona giornata.